I giudici del riesame di Venezia si devono pronunciare di nuovo sul maxi sequestro ai danni delle società ADA e SRL di Segna Gruppo di Rossano Veneto, aziende di trasporti amministrate da Andrea Di Segna di 47 anni. L'inchiesta della Guardia di Finanza di Marghera riguarda solo queste due aziende e ipotizza l'autoriciclaggio, la falsità ideologica e il mancato versamento al fisco delle accise. Secondo la Procura Lagonare, dalle autocisterne cariche di gasolio destinato a clienti e distributori venivano spesso sottratti 1.000 litri a fronte dei 36.000 litri trasportati per volta dalle autobotti e sostituiti con olio vegetale, che costava molto meno, provenienti da un'azienda di Camisano. Così le consegne del carburante alle pompe erano regolari, ma il contenuto era alterato. Il gasolio sottratto, dice la finanza, veniva accumulato in grandi cubi, documentate dalle immagini dell'inchiesta che mostriamo, per essere riutilizzato. Il sequestro scattato a fine aprile di un'area di sosta a Marghera, 4.000 litri di carburante, 27.000 euro in contanti, orologi Rolex e una trentina di mezzi pesanti per un valore di 2 milioni di euro, è stato annullato nei giorni scorsi dalla Cassazione. Il motivo? Perché i giudici affermano che è sproporzionato rispetto alla presunta evasione delle accise documentata negli atti depositati dai magistrati, stimate in 50.000 euro. Ma la finanza replica che l'ammontare della presunta evasione è molto più ingente, tanto che sono indagati anche autisti e padroncini a cui la magistratura ha fatto pervenire il conto delle accise. Gli avvocati Roberto Di Segna e Loris Tosi contestano, per conto di Andrea Di Segna, la ricostruzione delle fiamme gialle.